Come avete visto siamo a Wine in Venice, qui Scuola Grande della Misericordia, nella sala principale, appena terminata la prima Mastercard della giornata, la prima di tante altre, dedicata a Lugana. Siamo con Ambra. Ciao Ambra. Ciao, mi occupo appunto della parte di comunicazione ed eventi, insomma le pubbliche relazioni all'interno proprio del consorzio, e abbiamo appena terminato la nostra master, che è stata la prima inaugurale di Wine in Venice. E abbiamo inaugurato bene questa seconda edizione di Wine in Venice, perché è veramente una denominazione che, come hanno anche spiegato i relatori del palco, è cresciuta tantissimo in questi ultimi 4-5 anni. Assolutamente sì, anzi negli ultimi 5 anni abbiamo sempre quasi chiuso l'anno a doppia cifra, infatti abbiamo raggiunto le circa 28 milioni di bottiglie, siamo ai 27 milioni e mezzo, insomma giù di lì, e quindi è un onore, insomma, perché comunque per 2600 ettari, una denominazione molto piccola, abbiamo raggiunto cifre importanti. Appunto una denominazione sana si basa su quelli che sono poi le caratteristiche intrinseche del territorio, la mineralità, la freschezza, il vino autoctono, insomma il microclima, tutti elementi che abbiamo cercato di trasmettere in questa masterclass, una masterclass dedicata alle famiglie del Lugana. È un territorio che è una denominazione che tuttora è fatta di aziende familiari, quindi abbiamo deciso di fare questo confronto, un dialogo tra le generazioni, perché crediamo che questo scambio generazionale, questo passaggio di comunicazione, di visioni sia molto importante per accrescere quello che è il valore della nostra denominazione. Ambra, io ti porto via con me perché qui siamo vicino a questo altoparlante che sicuramente ci dà della musica interessante, okay. Però un po', come dire, copre la tua bellissima voce, perché io volevo anche chiederti qualcosina della prossima, perché sappiamo che Lugana sarà presente qui a Wine in Venice con ben 2 degustazioni molto interessanti, perché la seconda sarà un itinerario, una degustazione itinerario. Esatto, abbiamo pensato anche qui a un format un pochino nuovo. Siamo a Venezia, la patria dell'arte, sappiamo che i veneziani, no, tramite il Mincio, insomma, che è la porta dell'Adige, avevano portato le loro navi nel lago di Garda, e abbiamo detto perché non cercare di percorrere questo itinerario, questo passaggio, questo tragitto tra le calle veneziane, e facendolo come? Abbinando quello che sono le tipologie del Lugana, quindi 5 vini con 5 opere d'arte che si nascondono nei celebri palazzi di Venezia. Non ti chiedo di più perché lasciamo appunto la curiosità di venire qui, perché ricordiamo quando sarà la degustazione. Sarà lunedì 22 alle ore 16, sempre qui alla Misericordia. Quindi lunedì 22 ore 16, appuntamento qui. Grazie ancora. Grazie.